Cari telespettatori, buonasera, ben ritrovati con noi, ben arrivati anche ai nostri graditissimi ospiti. Ve li presento subito così ci aiutano ad entrare nel tema della serata, di questa parte della nostra serata. Allora, Michele Boscolo Marchi, presidente Cogevo Chioggia e presidente Cooperativa Vongolari, ben arrivato. Buonasera. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato Antonio Gottardo, responsabile del settore agroalimentare e pesca Lega Coop Veneto. Buonasera. Ben arrivata anche a lei. Allora, come avrete capito, parliamo del settore pesca, in modo particolare questione vongole, come sta andando, non se ne parla più tanto, le cose non sono così rosee e c'è a monte una situazione da affrontare, da comprendere bene, ovvero parliamo di cambiamenti climatici, quanto questi sono arrivati, stanno arrivando a cambiare, a condizionare l'andamento del settore pesca nella zona di Chioggia. Che influenza hanno e questo settore che impatto economico ha? È così determinante e importante oppure no? C'è una criticità per i lavoratori o tutto sommato se la cavano ugualmente? Quando parlo di lavoratori parlo anche di famiglie e quindi una questione sociale da affrontare. Con i nostri esperti vedremo di capirlo bene. Prima però, incominciando da Lega Pesca, poi portandoci a Cogevo, perché dopo darò anche la parola per analizzare la situazione, vogliamo capire che cos'è Lega Pesca, per esempio. Cosa rappresenta? Rappresentiamo le cooperative del settore agricolo e della pesca a livello veneto, Lega Coop è un'associazione di categoria. E stiamo affrontando in questo periodo come cooperazione un momento molto complicato e difficile legato alla situazione anche di tenuta delle cooperative di pescatori. Cooperative di pescatori, quindi. Cooperative di pescatori, il settore ittico è stato da sempre strutturato in un sistema cooperativo che garantisce in tutto il territorio veneto una copertura dal Delta del Po, Chioggia, Pellestrina, Burano, Cavallino fino su a Caorle. E devo dire che in questo periodo le difficoltà delle cooperative sono speculari a quello che sta accadendo nel settore, cambiamenti climatici, granchio blu e moria delle vongole in mare. C'è un indotto economico, si riesce a comprendere la portata, di che cosa stiamo parlando? Sì, stiamo parlando nel Veneto di 653 pescherecci, di circa 3.500 addetti. 3.500 sono tantissimi. 3.500 addetti sono tantissimi, ma registriamo un forte calo del 13%, in acquacultura del 10% per quanto riguarda la pesca professionale. Quindi c'è un calo sia degli addetti ma anche degli occupati, erano 7.600 occupati e c'è una tendenza alla diminuzione del 5% circa. Vanno bene tra virgolette i mercati ittici, nel senso che la domanda di pesce c'è, il problema è che il saldo negativo della bilancia estera è assolutamente negativo, nel senso che noi continuiamo a importare sempre più pesce dall'estero e abbiamo sempre più una produzione molto limitata di pesce locale. Ma perché? Perché c'è una domanda crescente a fronte di prezzi comunque, anche là è una questione di prezzi, magari se ne vogliamo affrontarlo, crescente, oppure perché noi non abbiamo un pescato come un tempo o sufficiente alla domanda? Cosa che c'è dietro? Noi abbiamo avviato, anzi l'Unione Europea ha avviato da tempo un processo di dismissione e di ridimensionamento del settore della pesca professionale, imputando la questione della diminuzione degli stock ittici e quindi riducendo lo sforzo di pesca con la diminuzione del numero delle imbarcazioni, riducendo le giornate di pesca, riducendo il numero degli addetti, riduci, a un certo punto un armatore, qualunque esso sia, di qualunque specie, arriva a quello che si chiama il break-even, cioè oltre quelle giornate minime di pesca non vale la pena uscire. Ecco, l'Unione Europea purtroppo ha avviato questa politica di contenimento e di riduzione dello sforzo di pesca, compromettendo un pescato locale fatto di qualità, fatto di conoscenza e soprattutto fatto di tracciabilità. Perché guardate bene che il pesce più tracciato a livello nazionale è quello italiano. Molto spesso abbiamo delle situazioni di importazioni, basta leggere i giornali, le attività che fanno le autorità marittime, molto spesso il pesce è importato, ma un controllo alla fonte, a monte, e quindi un controllo sicuramente inferiore di qualità, di certificazione, di tracciabilità, inferiore a quello nostro italiano.
Qui stiamo parlando, proprio per spiegare ai non addetti ai lavori, di pesce, di allevamento, di quale, o non allevamento, di pescato, cioè che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo un settore dell'acquacultura molto importante nel Veneto, rappresentato dalle attività dell'allevamento di molluschi bivalvi sia nel Tapes filippinarum, sia nelle lagune del delta del Po, sia in laguna di Venezia. Il granchio blu ha dato una batosta tremenda a un sistema anche della cooperazione del delta del Po, della produzione. Avevamo un consorzio che fatturava 50-60 milioni di euro all'anno, col granchio blu si è ridotto a 5-10 milioni di euro. Quindi un crollo totale? Un crollo totale, e questo ha comportato un innalzamento del prezzo del Tapes filippinarum, volgarmente detto capparossolo, e questo qua sulle tavole degli italiani ha dei costi importanti, e quindi c'è stata anche una flessione leggera del consumo da parte della classe media, che tra l'altro è in una fase di grossa difficoltà. Quindi acquacultura, molluschicoltura, impianti a mare di cozze che quest'anno per fortuna sono andati bene, e poi l'attività legata allo strascico, alla pesca professionale, tra le quali c'è la questione dei consorzi di gestione di molluschi bivalvi che pescano le vongole di mare, che non sono il Tapes filippinarum, ma è la Camelea la gallina, che è la vongola di mare. C'è una distinzione, bisogna sempre fare la distinzione. Molto netta, deve infatti, essere molto netta. Infatti. Cogevo invece, lei tra l'altro lo voglio ricordare, lei è presidente della cooperativa Vongolari, giusto? Quindi una cooperativa che rientra. Sono associato alla Lega Pesca come cooperativa Vongolari, una cooperativa che dura da 50 anni. Io sono presidente da 25. Aspetta. E quindi vivo anche di esperienza. Abbiamo come associati abbiamo solo, diciamo, la parte a mare, e parlo di molluschi bivalvi, di vongole e anche di fasolari. Sono le due tipologie di pesca di cui mi occupo come presidente della cooperativa Vongolari e sia anche come Cogevo. Come cooperativa siamo 50 imprese di pesca associate. Sono tante, 50 sì, quindi siamo circa 120, eravamo 120-130 soci come cooperativa. Ecco, una cooperativa che fino a poco tempo fa non aveva nessun tipo di problema, ma i problemi sono nati perché purtroppo la natura ci ha abbandonato, perché come ben dimostriamo tante volte, l'uomo può fare tanto e noi possiamo dire che siamo il fiore all'occhiello per quello che è la gestione della risorsa, perché noi andiamo a pescare le vongole e i fasolari solo quando ci sono richiesti, quindi le battute di pesca sono contingentate, le battute di pesca sono di gran lunga ridotte a quello che possiamo pescare proprio per mantenere un prezzo. Gli sforzi fatti in questi ultimi anni purtroppo hanno dato esito negativo. Perché? Perché il cambiamento climatico, l'acqua calda, le bombe d'acqua che purtroppo persistono. Ecco, spieghiamo bene questa cosa qui, perché è bene porre l'attenzione, forse perché ci si sofferma tanto sulle ripercussioni. Allora, tutti conosciamo, perché parto un po' da un periodo un po' arretroso, e tutti abbiamo visto nel 2019 il Vaia cosa ha fatto in montagna. Nessuno ha visto in mare cosa ha fatto il Vaia. Noi pescatori, perché sono comunque un pescatore anch'io, noi siamo le sentinelle del mare e tutto quello che succede noi lo vediamo di gran lunga prima. Esatto, cos'è successo? Morale della favola, tutto quello che succede a monte, piano piano arriva a valle. Allora, quando ci sono purtroppo queste alluvioni, così come il Vaia, così come anche l'alluvione del 2023 in Emilia Romagna, ma ha colpito anche tutto il delta del Po, e successivamente l'alluvione fatta nel 2024 in tutto il nord Italia, e comunque ancora oggi stiamo vedendo queste purtroppo devastazioni che succedono all'interno in tutto il nord Italia. Tutto quello che succede a monte poi piano piano arriva a valle. Arriva a valle a distanza di qualche mese, quando ormai la tempesta è passata, e quindi questo poi i danni li vediamo noi, li tocchiamo con mano. Purtroppo non abbiamo quella incisione, quella capacità di intervenire in maniera precisa,
per il semplice fatto che la natura è più forte di noi. Cosa succede? Tu con queste acquazzoni, con queste bombe d'acqua, così vengono chiamate in tutto il nord Italia, tutti i fiumi in piena, tutto quello che trovano scolano tutto quanto il mare. Il mare, a nostro avviso, è diventato troppo dolce, è diventata secondo me anche una discarica a cielo aperto, perché così come ci succede, tutto quello che succede in tutti i territori, arrivando al mare non arriva solo acqua dolce, ma secondo me arriva anche acqua, acqua un po' non naturale, e di conseguenza un tempo venivano giù alimenti attraverso i fiumi perché c'era tanto fosforo, c'erano tante, e di conseguenza si riproducevano in microalghe, in fitoplancton, tutti quei nutrienti che i nostri molluschi in mare hanno bisogno, e anche quelli lagunari. A mio avviso oggi quell'equilibrio che un tempo era sostenibile per il nostro mare perché portava giù alimenti, oggi purtroppo si è interrotto. Se noi andiamo a fare il bagno, e tutti sappiamo, abbiamo notato in questi anni che il mare è cambiato, non è più torbido, ma bensì notiamo che l'acqua è trasparente. Ma nessuno si fa la domanda perché l'acqua sembra pulita, perché è trasparente. Però ci sono analisi che vengono fatte e dicono La torbidità veniva proprio dal fatto che era ricco di fitoplancton. Con questi eventi calamitosi che sono successi hanno interrotto la catena alimentare, perché il fitoplancton nel nostro mare non ce n'è più e di conseguenza l'acqua sembra chiara, sembra di essere ai Caraibi. Però per la natura, per l'ambiente, questo è stato una cosa devastante. Purtroppo lo stiamo pagando noi perché la moria, prima a sud nel 2023 è stata improvvisa, perché nel giro di 15 giorni le lagune e il prodotto lagunare, molluschi sto parlando, le vongole veraci, sono morte. Nei restanti 15 giorni in mare è successa la stessa medesima cosa, sono morte tutte. Ne avevamo morte tutte proprio. Morte tutte. E poi ha proliferato il granchio blu. Ma secondo me, con la mia esperienza, il granchio blu ha fatto il suo mestiere. Cosa fa? Mangia e si riproduce. Trovando tanto prodotto in sofferenza, è come mettere sopra un piatto d'argento cibo in quantità industriali. E lui ha fatto il suo mestiere. E si è riprodotto in maniera esponenziale perché ha trovato tanti molluschi lagunari e successivamente in mare, e quindi ha trovato tanto da mangiare e ha avuto una riproduzione in maniera esponenziale. Arrivando ai giorni nostri, noi come impresa, come settore pesca, parlo di Cogevo, rappresento 76 barche, di cui 22 vanno a pescare i fasolari, quindi alla distanza di 10 miglia dalla costa. Cogevo Chioggia, giusto? Cogevo Chioggia. Quindi stiamo parlando della zona di Chioggia questa. Quindi sto parlando della zona di Chioggia. Se parliamo della regione Veneto, siamo 163 imprese di pesca, di cui 53 sono a fasolari e 110 sono a vongole di mare, lupini o calmea gallina. Parlava appunto il direttore. Noi siamo a casa fermi dal 1° di ottobre del 2024. Come siete a casa fermi? Siamo fermi perché in mare non abbiamo niente, è morto tutto all'improvviso. Cioè allora, da un anno a questa parte? Sono 14 mesi che le nostre imprese di pesca, 110 imprese di pesca, sono attraccate ai moli e non vanno a pescare. Sono attraccate, stanno andando in deperimento. Io ho 250 marinai a casa da 14 mesi. Siamo abbandonati dalle istituzioni, dalla politica nazionale, dalla comunità europea, siamo abbandonati a se stessi. Noi abbiamo fatto in diverse occasioni, abbiamo lanciato il nostro grido di allarme, ma non ci ha risposto nessuno. Allora, cosa abbiamo fatto in questi 14 mesi? Abbiamo tentato di fare degli esperimenti dove abbiamo acquistato con residui da anni precedenti, residui economici della regione, abbiamo acquistato prodotto da Civitanova Marche e da San Benedetto del Tronto,
Lo abbiamo acquistato, l'abbiamo trasportato qua con i camion, imbarcato sulle nostre imprese, che ne abbiamo qualcuna adibita a fare questo tipo di intervento, e abbiamo provato a fare delle celle lungo il nostro territorio veneto. Questo è successo in primavera 2025. Quest'anno. Abbiamo aspettato il momento della riproduzione, perché il momento della riproduzione è aprile, maggio e giugno, quindi abbiamo aspettato il momento della riproduzione, dopo aver cercato di colonizzare l'areale veneto. Siamo andati a fare i monitoraggi pochi giorni fa e praticamente non abbiamo trovato nulla. Nulla, nulla, ma non solo. Ma sono state mangiate dai granchi oppure sono morte? Non c'è cibo. Cioè, non riescono a trovare l'alimentazione per poter sopravvivere, cioè questo? Qui non sopravvivono, perché non è il loro ambiente. Le vongole, i molluschi, perché non sto parlando solo di molluschi vongole, tutti i tipi di molluschi in mare oggi sono spariti. Abbiamo il mare che è un deserto, sì. dove è noto per un delfino in questi giorni si è mosso il mondo, e sto parlando del delfino di Venezia, ambientalisti, politica, sì. e più persone. Per quanto riguarda il mare, che il mare sta morendo, nessuno ne parla. Forse perché nessuno anche ne è a conoscenza. Io la interrompo un attimo, dopo do la parola anche naturalmente a lei su questi temi. Riflettiamo su questo, andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme tra poco.